Noi abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno che le cose vengano fatte. Ci troviamo di fronte a una situazione che sta diventando veramente drammatica. L'economia è ferma, il Paese, anche dagli ultimi dati, sta peggiorando quotidianamente la propria situazione. Abbiamo bisogno di credibilità internazionale, ci troviamo di fronte a un muro. È solo l'ultimo disperato grido d'allarme delle imprese venete, non c'è più tempo, serve agire su due fronti immediatamente. La finanza pubblica che non paga i debiti e un rilancio dei consumi e del morale della nazione. Serve poter guardare con fiducia al futuro per avere la forza di investire e mentre a Roma sono ore decisive per capire se potrà nascere o meno un nuovo governo, in Veneto si fanno i conti con emergenze sempre maggiori come quelle delle imprese edili. Solo nel Bellunese in un anno ha perso il 10% degli occupati. Non dico i fucili perché non è il caso, però gli interventi devono essere più drastici. Io direi che, e questo qua mi sento portavoce anche a livello ANCE nazionale, dobbiamo coinvolgere la categoria di o fermare, coinvolgere il sindacato, fermarci, bloccarci perché non ci sono alternative. Rappresenta sempre più un muro che non dà risposte la politica per il mondo imprenditoriale veneto, netta la presa di posizione di Rete Imprese per voce di Fernando Ziglio, presidente dell'Ascom di Padova. Qualsiasi governo nasca deve smetterla di spremere imprese e cittadini e rendere l'Italia più simile al Nord Europa che non al Nord Africa. In attesa di capire le sorti del tentativo di Pierluigi Bersani, dal Veneto che non ce la fa più, un out-out. Bisogna intervenire, bisogna far presto. Io mi auguro che chi ha avuto l'incarico, se non riesce a trovare una strada, la strada che sta percorrendo ne faccia un'altra, che è quella che avevo già indicato, che era un governo di coalizione.